La Giunta del Comune di Venezia ha deliberato la privatizzazione dell'asilo nido comunale Mille Colori a Mestre, una scelta affatto gradita dai sindacati della funzione pubblica CGIL e UIL. Consideriamo sbagliata, grave e inaccettabile la decisione della Giunta Comunale di privatizzare il nido comunale Mille Colori, un nido importante per il territorio di Mestre che offre un servizio di qualità in cui il personale ha sempre ricevuto valutazioni alte, positive dalle famiglie, dalla cittadinanza. I sindacati hanno intenzione di contrastare con tutte le forze la decisione presa dalla Giunta, che sostengono abbia utilizzato risorse pubbliche frutto di una compensazione con il privato per una nuova struttura che accogliesse i bambini e adesso la dà in gestione a un privato. Un servizio che deve restare pubblico, non deve essere privatizzato, perché questo vuol dire meno qualità, meno garanzia dell'offerta. Noi siamo pronti a discutere di servizi innovativi, di cambiare l'organizzazione del lavoro, ma questo non vuol dire privatizzare i servizi. La Giunta, continuano i sindacati, racconterà ai cittadini che lo fa per un progetto innovativo con apertura fino alle 19 e il sabato, ma non è di questo che hanno bisogno i bambini, evidenziano. La Giunta si fermi, apra subito un tavolo di confronto, coinvolga il personale perché la qualità del nostro sistema pubblico è indiscussa e la sua privatizzazione va fermata immediatamente. Il Mille Colori accoglie circa 60 bambini e impiegate 10 educatrici e 5 ausiliarie, tutto personale che dovrà essere ricollocato e che i bambini perderanno come punto di riferimento. Alle famiglie che poche settimane fa hanno iscritto i bambini, nessuno ha detto che il nido sarebbe stato privatizzato.